Buongiorno a tutti e bentrovati. Questo webinar si pone all'interno dell'edizione di quest'anno così difficile per noi tutti di Solidaria, delle iniziative di Padova, capitale europea del volontariato, e si nutre della collaborazione attiva tra Umana e il CSV di Padova. Questo webinar è stato infatti curato da noi di Umana, a partire, scusate, dall'esperienza realizzata a fine luglio in Lombardia, che in questi giorni sta per vedere alla luce la sua seconda fase. Ma è soprattutto il risultato di un confronto aperto con diversi attori e il risultato di un lavoro di rete aperto e sempre aperto, disponibile a nuove possibilità. Ringrazio tutti coloro che interverranno a portare il loro contributo, ma ringrazio soprattutto tutti coloro che in diretta o nei prossimi giorni potranno assistere a questo nostro incontro grazie alle pagine social che sono stati indicati dei materiali, che sono quelli del Centro Servizi Volontariato e di Padova, capitale europea del volontariato. A tal proposito passo la parola a Emanuele Alecci, presidente del Centro Servizi Volontariato di Padova e del comitato che guida questa importante iniziativa di Padova, capitale europea del volontariato. A te, Emanuele. Grazie di tutto, sono particolarmente contento di partecipare e quindi di aprire questo webinar, che è molto, molto importante, anche perché abbiamo, vi ringrazio tutti, una presenza molto nutrita ma anche, come dire, culturalmente rilevante, e questo ci fa molto piacere. È all'interno del nostro festival, come detto prima, un festival che vuole per essere una nuova ripartenza, ma voglio ricordare che noi di fatto non ci siamo mai fermati, e quindi vorrei entrare immediatamente anche nelle questioni che in qualche modo dovremo dibattere questo pomeriggio, raccontandovi anche velocemente in che modo noi abbiamo comunque saputo reinterpretare anche la capitale europea del volontariato. La capitale europea del volontariato aveva un obiettivo, e ce l'ha ancora, è quello di sensibilizzare alla costruzione di una comunità di tipo nuovo. C'è l'idea, come dire, una nuova comunità, no? Con nuovi legami. Questo era un po' il sogno che ci eravamo costruiti in tutto l'anno scorso in preparazione dell'anno di capitale, ma è anche stato, come dire, il grande motivo della inaugurazione importante che abbiamo fatto il 7 febbraio alla presenza di 5.000 persone con il Presidente della Repubblica. Ecco, sono stati momenti importanti, e in quell'occasione avevamo lanciato uno slogan: ricuciamo insieme l'Italia a partire dal mondo del volontariato. È bastato un attimo e tutto è cambiato. Lo sapete meglio di me, il virus è venuto a interrogare tutti noi, a interrogare l'umanità, e ciascuno di noi si è trovato in una situazione completamente nuova. Abbiamo saputo reinterpretare la capitale europea del volontariato cercando di mettere insieme le forze, quindi in maniera straordinaria il mondo del volontariato padovano, il mondo delle istituzioni con il comune di Padova e il mondo anche della Chiesa padovana si sono messi tutti insieme per un grande progetto che è stato chiamato Per Padova Noi Ci Siamo, un progetto che già esiste, che ancora è ancora in piedi. Qual era l'obiettivo? L'obiettivo era quello di dare una risposta ai tanti bisogni che in quei mesi di lockdown stavano, come dire, colpendo tutta la nostra cittadinanza, e abbiamo visto scene terribili, persone con grandi difficoltà, scene che abbiamo visto in tutte le città italiane, ma il laboratorio padovano, come dire, questa miniera
di generosità è stata straordinaria, e da molte parti, anche l'università che sta studiando questo tipo di impegno straordinario, ci ha fatto capire che la città era diventata un grande laboratorio a cielo aperto, dove almeno 1500 giovani volontari si erano messi a disposizione della comunità. Perché vi racconto tutto questo? Perché da tutto questo esce fuori una progettualità nuova, cioè dobbiamo trovare il modo sulle grandi questioni, che sono quelle sociali, che sono quelli della mancanza del lavoro, che sono quelli dell'accoglienza delle persone più in difficoltà, trovare il modo per, come dire, lavorare più insieme, per costruire dei tavoli di contaminazione che ci permettano di risolvere in maniera diversa e adeguata come dire, le situazioni che ci troviamo. Questo un po' siamo riusciti a farlo, c'è ancora molto lavoro da fare, però ci ha fatto capire che che la drammaticità del periodo acuto del Covid-19 è stata anche un'opportunità per farci capire che forse c'è anche un'altra modalità. Quest'altra modalità deve contaminare tutto il resto, le imprese, l'economia, non possiamo rimanere tutti separati. Per questo io dico che forse è giunto il tempo per cominciare a pensare qualcosa di nuovo. Io dico spesso, sto dicendo spesso, e non ho paura di dirlo, che forse non è più il tempo per ristrutturare, oggi è forse il tempo per costruire qualcosa di nuovo. E per costruire qualcosa di nuovo credo sia necessario, come dire, avviare una fase in cui in maniera aperta i nostri pensieri si mettono a disposizione di tutti gli altri. Ecco, è un po' quello che noi stiamo auspicando, perché, come dire, quando col Presidente della Repubblica abbiamo detto che volevamo offrire gli occhiali della solidarietà e del volontariato, per questo modo si possono vedere cose che gli altri non vedono, io credo che questi occhiali ci potrebbero permettere anche, proprio a partire dal volontariato, di trovare delle soluzioni anche innovative e delle costruzioni anche di lavoro comune che ci permettono di fare dei passi nuovi, di costruzione nuova. Questa è un po' una fase forse costituente dal basso, se permettete questa parola esagerata, che può partire per contaminare l'economia, per contaminare il lavoro, per contaminare il rapporto con le imprese, in cui il volontariato, con grande umiltà, può dare il suo contributo. Ed è per questo anche questo incontro di questo pomeriggio molto importante ha questo obiettivo. Ripeto spesso e chiudo che forse è giunto il momento per trovare delle uscite di sicurezza anche allo sviluppo. Ecco, forse le uscite di sicurezza partono prima di tutto dal trovare sintonie con tutti i mondi che hanno a cuore lo sviluppo serio del territorio. Grazie Emanuele. Andrea Michalizzi è da non troppo tempo il vice sindaco della città di Padova, città che ha avuto l'onore, anche l'onere, ma sicuramente l'onore di diventare il centro europeo per un anno difficile, sicuramente, un anno impegnativo che ricorderemo per molti anni, ma sicuramente anche un'occasione straordinaria per valorizzare tutti le miniere, i tesori a cui accennava Emanuele. Prego, Assessore, se ci può dare il suo contributo e il suo saluto. Grazie. Sì, certo. Intanto vi ringrazio per questa opportunità. Il mio è un saluto che do con estremo piacere, con grande piacere, in apertura di questo confronto che
anche io definirei un confronto importante. Tra l'altro ho visto il programma di appuntamenti e il programma di incontri, anche sfruttando appunto questa modalità web, che sembra quasi che costringe ognuno di noi a stare nelle nostre case, ma stiamo scoprendo in realtà delle potenzialità che ci consentono di usare queste tecnologie non tanto per alienarci, ma per condividere con sempre più persone i nostri ragionamenti. Quindi mi piace anche evidenziare come l'approccio e la volontà del mondo del volontariato mette in luce alcune potenzialità che forse erano rimaste un po' inespresse, o ci consentivano di vedere alcuni strumenti solo come quasi oggetto di divertimento e passatempo. Stiamo studiando nuove frontiere dell'impegno civile, nuove frontiere anche della comunicazione, della diffusione di una cultura del volontariato. Quindi grazie davvero per questo impegno, grazie per il contributo che oggi i relatori daranno a questo dibattito, e con Emanuele ci siamo dati appuntamento anche ad altri incontri come questo, giusto perché appunto le riflessioni vanno avanti su più tematiche. A me impressiona sempre la carica di significato che ha quando Emanuele dice: noi non ci siamo fermati mai, noi abbiamo continuato a lavorare. E io l'ho visto nelle settimane, nei mesi di lockdown, ma anche le fasi poi successive, dove la città, tutti noi siamo stati messi di fronte ad uno scenario che è cambiato in modo, come dire, improvviso, e ci ha messo di fronte a uno scenario inedito. Nessuno di noi era preparato a una situazione di questo tipo. Anche noi amministrazione, che abbiamo dovuto cambiare immediatamente paradigma e modalità di agire, modalità di pensare. Ecco, in quelle settimane lì abbiamo potuto contare sull'apporto, le gambe, le braccia, le mani di tanti volontari e della struttura del CSV, e ci siamo resi conti tutti di quanto questo mondo abbia in realtà sostenuto tutta una serie di attività istituzionali e non, e senza questo tessuto che connetteva le varie istituzioni con i bisogni che venivano intercettati, non saremmo riusciti a dare le risposte che abbiamo dato. Non che abbiamo dato risposte a tutti e tutte le risposte che ci venivano chieste, perché insomma ci ricordiamo bene quali erano le esigenze, le difficoltà e le necessità in quel periodo, ma siamo riusciti veramente ad arrivare dove davvero non pensavamo, anche con risposte con tanta gente che si è mobilitata. Quindi anch'io ho fatto questa riflessione che prima ci proponeva Emanuele Alecci. Nell'anno di Padova, capitale europea del volontariato, quando avevamo organizzato anche tutta una serie di manifestazioni, attività che potevano in qualche modo evidenziare questo mondo un po' come l'avevamo pensata insieme, per dare giusta dignità insomma a questo anno. È capitata una cosa che ha stravolto tutto, scombinato anche i piani, ma in realtà forse ha fatto vedere davvero cosa significa essere capitale del volontariato. E non è stato, come dire, un anno in cui abbiamo esibito come ad una fiera i nostri volontari e le loro attività, ma è stato un anno, ed è ancora un periodo in cui il volontariato si mostra per il lavoro che fa e per le attività che sa fare. Non dico che sia stato meglio così, per carità, adesso la dico con una battuta, ma
ha sicuramente dimostrato qual è il valore di questa città e qual è il motivo per cui questa città in quest'anno è stata capitale europea del volontariato. Quindi a me piace insomma un po' sottolineare questa cosa, perché non siamo stati, come dire, un esempio solo dal punto di vista della medicina, dello studio, del affrontare, come dire, il virus dal punto di vista sanitario. Il nostro territorio anche su questo è stato grande esempio, ma anche di come come una comunità si è mobilitata. Questo senza il CSV non saremmo stati capaci di fare, ma soprattutto senza il grande tessuto del volontariato non avremmo mai potuto farlo. Il sindaco Giordani, di cui vi porto il suo saluto, ci tiene sempre a questa cosa, una come dire, caratteristica sua innata. Ogni volta che apre un convegno, un appuntamento, dei saluti su questo tema, dice sempre: qui non è merito di nessuna amministrazione, è merito delle tante facce, tante persone che ci mettono il loro impegno, ed è una caratteristica, una prerogativa di Padova che anzi dà responsabilità a chi ha ruoli di governo. Almeno questo è il nostro modo di vedere. Quindi davvero buon lavoro in questa discussione. Chiudo con un'immagine di questi giorni del mondo del volontariato, quindi un omaggio che degli artisti hanno fatto al volontariato padovano in un modo semplice, efficace, ma che è denso di significato. Lungo via Tommaseo, sulla recinzione di un cantiere, c'è un'installazione artistica, sono dei manifesti in bianco e nero, uno in fila all'altro, con delle facce. Sono le facce e i volti di chi in questa città si sta spendendo nel mondo del volontariato. È un modo per dire: tutti possono metterci la faccia, queste sono le facce di tante persone comuni che fanno di questa città una città straordinaria proprio per questa presenza. E quindi andate a vederlo, perché è un bel modo per far vedere l'impegno di ciascuno di noi, perché tanti individui, tante persone, tanti uno, possono fare davvero un grande lavoro e dare un grande contributo alla nostra comunità. Quindi chiudo ringraziando davvero tutti quanti, tutte le persone, tutti i volontari che hanno, come dire, anche reso possibile questo nostro impegno di contenuti e ragionamenti che portiamo avanti, perché queste considerazioni che facciamo hanno gambe e braccia e sono i nostri cittadini, i nostri volontari. Quindi buon lavoro davvero a tutti quanti. Grazie signor Vice Sindaco. Le confermo che accanto al Centro Servizi Volontariato si è mobilitata una rete di soggetti. Noi non ci consideriamo come Umana, per esempio, un banale, al di là che servono anche i banali, tra virgolette, sponsor. Noi non siamo uno sponsor, ci consideriamo un partner di questa iniziativa. Avremmo fatto a meno sicuramente di questa prova di efficienza del volontariato padovano, però sicuramente è servita. Ecco, è altrettanto vero che l'impegno non si esaurisce né oggi né nei prossimi mesi né quando finirà, speriamo presto, il Covid. In particolare noi come Umana, ma adesso lo dirà meglio di me Giuseppe Venier, l'amministratore delegato di Umana, noi saremo e siamo disponibili a essere al vostro fianco anche quando purtroppo inizierà un'altra urgenza, della quale parleremo a breve, cioè quella delle crisi occupazionali che purtroppo seguiranno, che sono diretta conseguenza di questa pandemia. Sarà un altro problema serio e noi fin d'ora le confermiamo che siamo al vostro fianco. L'ultimo dei saluti è quindi quello di Giuseppe Venier, che è l'amministratore delegato di Umana. Prego. Bene, buongiorno a tutti e grazie. Io mi ero preparato
proprio due cose da dire, solo che ascoltando sia il presidente Alecci che il vice sindaco, che ringrazio, un po' mi hanno così stimolato anche delle altre riflessioni. Ho molto apprezzato le considerazioni che sono state fatte. Molto velocemente, per non rubare spazio all'interessante dibattito che seguirà. Alcune motivazioni. Umana è una azienda che opera ormai a livello nazionale, anche a livello internazionale, però è fuori di dubbio che noi siamo fortemente radicati al nostro territorio da cui nasciamo, in cui abbiamo visto la nostra crescita in questi 20 anni, e che è la crescita poi delle aziende, delle persone, delle famiglie che in qualche modo hanno animato e popolato questo, e che popolano questo territorio. Da questo territorio io credo anche noi traiamo alcuni dei valori fondanti del nostro operato, e che secondo me sono anche dei valori fondanti del volontariato. Io ne voglio citare alcuni non banali, come la solidarietà, la centralità della persona. Non è un caso, noi abbiamo 22 anni fa deciso di chiamarci Umana, ma questa è una cosa così un po' sempre difficile da spiegare, lasciarla come così racconto, ormai è una storia molto lontana. C'è tutto il tema della non discriminazione, della dignità, e io aggiungo anche della legalità del lavoro. Ma uno dei valori in cui crediamo, ma che fa parte del nostro DNA e quasi pare contraddittorio con l'essere comunque una società profit, noi siamo evidentemente un'azienda profit, è quella che tutti i servizi che noi rendiamo alle persone, che siano servizi al lavoro, servizi alla formazione, sono gratuiti. Questo è un aspetto molto importante, lo cito perché spesso le persone non lo sanno, ma è parte del nostro ordinamento, è come dire, una delle basi fondanti della normativa del nostro paese, e che non c'è in altri paesi. Non in tutti i paesi c'è questo aspetto, in Europa solo di recente questa cosa è entrata, ma tutti i servizi che devono essere resi alle persone, sia che siano servizi al lavoro che di formazione, sono servizi gratuiti. Sostenere quindi questa meravigliosa esperienza del progetto di Padova, Capitale Europea del Volontariato, è in qualche modo un po' una parte di un percorso che noi abbiamo fatto. Se in questi anni da tempo abbiamo ritenuto di costruire reti, relazioni con tutti i vari corpi sociali, molti anche di quelli che interverranno dopo sono nostre frequentazioni ormai storiche. Spesso ci siamo confrontati col mondo della cooperazione sociale, del no profit in senso ampio, delle associazioni. Facciamo parte unica azienda di una rete della provincia di Venezia fatta con la pastorale sociale del lavoro. Piuttosto abbiamo nei pre-Covid aderito all'esperienza che sta portando avanti ASVES nella nostra regione, e questa cosa è stata venuta come naturale, come esigenza, per provare a far funzionare un po' meglio le cose, perché riteniamo che il diritto e il dovere al lavoro sia una cosa che permea tutte le sfere sociali, non è una cosa che riguarda solo l'economia, ma è una cosa che ha ricadute su tutti gli ambiti della nostra vita sociale. Quindi non può essere trattata verticalmente in maniera, come dire, autonoma e indipendente da tutto il resto di quello che succede nella società civile e nelle comunità dove noi operiamo. Ma se questo era un'esigenza per provare a far funzionare meglio le cose, oggi diventa, e lo ha detto molto bene, e quindi non aggiungo niente a quello che ha detto il presidente Alecci poco fa, è che in questo momento noi dobbiamo, mi piace l'idea, non proseguire una cosa ma costruire qualcosa di nuovo, perché oggi creare reti e relazioni diventa secondo noi ineludibile, ed è un po' anche il motivo di questo incontro. L'isolamento che abbiamo avuto, che abbiamo provato come sensazione, poi ciascuno l'ha, pur non fermandoci mai in molti, e voi sicuramente siete tutti quanti un bellissimo esempio di questo, però l'idea della separazione, dell'isolamento
la preoccupazione di alcune cose che ancora verranno, che potranno lasciare qualcuno ai margini, che rimanga indietro, eccetera, credo che ci chiami a invece creare nuove modalità in cui ci confrontiamo, facciamo un sistema e in qualche modo, oltre a farne una questione di solidarietà e di coesione sociale, credo, ed è questo secondo me il grande valore aggiunto e la grande sfida anche per il mondo profit, è quello che senza un sistema di coesione sociale, di solidarietà, di sviluppo sostenibile, lo stesso sviluppo economico è monco e non va da nessuna parte. Per cui questo è un impegno che noi dobbiamo prenderci. Noi portiamo la nostra professionalità, noi siamo esperti di lavoro e formazione. Noi abbiamo queste competenze, sono delle competenze di un certo tipo, sono una parte delle cose che servono per far funzionare il tutto. Mettiamo a disposizione queste esperienze, queste professionalità, e l'impegno che ci possiamo prendere è quello intanto di non lasciare questa incombenza di costruire queste reti al Centro Servizi Volontariato, al Presidente Alecci, ma di essere a disposizione per quello che noi possiamo fare con la città di Padova e con le altre comunità e con gli altri territori dove noi ci troviamo ad operare. E penso che anche il dibattito che ne seguirà, i soggetti che intervengono, che rappresentano varie anime di questi discorsi, possano sicuramente continuare o a far lavorare, costruire meglio, far funzionare meglio quello che abbiamo già cercato di fare negli anni passati, oppure anche a dare una svolta e costruire qualcosa di nuovo a cui il Presidente Alecci faceva riferimento. Per cui grazie veramente e buon proseguimento di lavori a tutti. Bene, grazie anche al dottor Venier. Allora io commiato il vice sindaco Michalizzi e il dottor Venier, che nuovamente ringrazio per il loro contributo. Chiedo ad Emanuele Alecci di fermare. Buon lavoro. Grazie ancora. Arrivederci a tutti. Vi do alcune comunicazioni di servizio finché iniziamo a comporre il nuovo panel. Allora, tutti coloro che sono in diretta possono porre delle domande. Ecco con noi il professor Gubitta, ma finisco queste brevi comunicazioni di servizio. Possono scrivere e fare delle domande che appaiono ovviamente nella chat, che io mi farò interprete per portarle poi all'attenzione dei relatori. Eccoci qua composto il secondo panel. Abbiamo nella prima parte inquadrato gli obiettivi e chiarito quali sono gli elementi fondanti, da dove parte questo impegno che mette insieme soggetti molto diversi come Umana, il Centro Servizi Volontariato, ma anche tutti gli sponsor e tutte le diverse realtà pubbliche e private che hanno voluto fare proprio lo sforzo di Solidaria e ovviamente di Padova, capitale europea del volontariato. Adesso entriamo nel primo slot, diciamo così, di approfondimento. Allora, è chiaro che quello che abbiamo davanti, quello che stiamo vivendo, ma quello soprattutto che incombe, è una situazione dove accanto, speriamo che non debba riprodursi con la gravità, ma abbiamo davanti agli occhi e nelle orecchie la difficoltà che si sta manifestando in altri paesi europei, ai quali va ovviamente la nostra solidarietà. Bene, noi adesso abbiamo davanti un'altra sfida, che è quella dell'emergenza occupazionale. Allora, in questa prima parte, in cui Paolo Gubitta ci aiuta a affrontare, a dialogare con due amici, Tiziana Pettenuzzo, segretario generale della UPA, Unione Provinciale Artigiani di Confartigianato, Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro,
ci racconteranno di fatto cosa sta succedendo nel nostro territorio, un'occhiata padovana, ma anche un'occhiata un po' più regionale, e dovremo capire cosa sta succedendo alle imprese, che non sono altro che ovviamente una parte fondamentale, centrale del nostro essere comunità. Nella seconda parte noi affronteremo meglio, più nello specifico, quello che sta succedendo o che rischia di succedere alle persone più fragili, alle persone più vulnerabili, alle persone maggiormente in difficoltà. Ma è chiaro che noi abbiamo bisogno di avere un tessuto produttivo e sociale vivo, perché le persone possano tornare, quando finirà l'emergenza sanitaria, a vivere, a lavorare, a produrre, a essere un tessuto vero. Allora Paolo, a te il compito di guidarci in questa breve carrellata. Noi abbiamo pensato, per il momento siamo in orario, l'idea è quella di fare una mezz'oretta nella quale tu ci inquadri un po' le questioni e insieme ai nostri ospiti e ai nostri amici ospiti ci aiuti in capire qual è la situazione, quali sono i rischi, quali sono le cose che dobbiamo senz'altro fare. Bene, grazie per l'invito e buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutte, chiaramente in primis a Tiziana Pettenuzzo e a Tiziano Barone, con i quali converserò, ma più in generale a tutte le persone, agli amici e alle amiche, insomma, di Padova, Capitale Europea del Volontariato, di Solidaria e di tutta la società civile che è presente. Allora, l'oggetto della nostra conversazione, cari Tiziano e Tiziana, è la sostenibilità del lavoro. Okay? E dentro la sostenibilità del lavoro c'è la dimensione sociale e c'è la dimensione imprenditoriale, perché il lavoro, come tutti noi ben sappiamo, è solo in parte strumentale, quindi il lavoro serve per portare a casa lo stipendio in maniera strumentale, ma serve alle persone per realizzarsi, per completarsi, se vogliamo in una parola sola, per vivere. Allora, lavorare per un lavoro sostenibile è un impegno che una società come la nostra deve prendersi e sul cui impegno io voglio spendere 2 parole per poi alzarvi la palla affinché voi possiate trasformare gli auspici che io evocherò in cose concrete. Allora, la prima cosa che rende il lavoro sostenibile è che il lavoro sia dignitoso. Che il lavoro sia dignitoso. E allora la dignità del lavoro è fatta di sistemi giuslavoristici sui quali noi non possiamo intervenire ma che dobbiamo gestire, ma la dignità del lavoro è anche legata alla stabilità del lavoro, alla ricchezza di contenuto che il lavoro ha o non ha. Rispetto a questo, i numeri che tradizionalmente Veneto Lavoro e quindi il suo direttore, che è qui presente, Tiziano Barone, ci dà, no? I numeri sui cambiamenti che il lavoro sta subendo, la variabilità delle esperienze professionali, la durata media delle esperienze professionali, sono tutte buone proxy, tutti buoni indicatori che ci aiutano a capire se il mercato del lavoro veneto, nel caso specifico, si sta riempendo, comunque se stanno aumentando i lavori poveri, non poveri soltanto di livelli retributivi, ma poveri di contenuto, poveri di stabilità, poveri di tutele, o se invece la dinamica nella dialettica tra povertà e ricchezza del lavoro è una dialettica che propende di più verso i lavori ricchi. E quindi sostenibilità in termini di contenuti del lavoro, professioni che vengono richieste, durata delle esperienze professionali e anche percorsi professionali. A questo, Tiziano, chiederò a te di dirci cosa sta succedendo. Un secondo elemento, come vi dicevo, legato alla sostenibilità del lavoro riguarda la dimensione aziendale.
Quindi noi non possiamo immaginare costruire un lavoro sostenibile, il lavoro sostenibile, se non ci caliamo dentro le imprese e quello che succede dentro le imprese. Allora, in questo senso, Tiziana, la tua presenza è preziosa, no? È preziosa. Perché? Perché Tiziana rappresenta oggi il mondo variegato in termini di categorie, ma incisivo in termini di numerosità e di impatto nel territorio, il mondo delle imprese artigiane, nel caso specifico iscritte a una sigla, ma più in generale tu oggi rappresenti l'impresa piccola e l'impresa media che costituiscono la spina dorsale non solo del nostro territorio ma anche dell'Italia. Allora, capire cosa sta succedendo dentro queste imprese, non solo negli ultimi mesi, ma più in generale nell'ultimo periodo, ci può aiutare a capire se la sostenibilità del lavoro dentro le imprese è un qualcosa che abbiamo a portata di mano o se invece bisogna fare qualcosa, e nel caso specifico cosa fare affinché dentro le imprese ci siano le condizioni per dare lavori ricchi di contenuto, adeguatamente retribuiti, sufficientemente stabili nel tempo. E a te, Tiziana, oggi le lettere finali sono importanti perché tra Tiziano e Tiziana c'è solo una di differenza, per cui devo pronunciare fino alla fine il nome anche con chiarezza. Allora, a te, Tiziana, vorrei chiedere cosa sta succedendo dentro le imprese dalla prospettiva che ho evocato, tenendo conto di una indagine che la Regione Veneto ha pubblicato a fine agosto e che la tua confederazione regionale, Tiziana, ha adeguatamente spiegato, illustrato, ha discusso sempre a fine agosto. In questa ricerca, in questa indagine, emergeva in maniera importante come il sistema delle piccole e medie imprese appartenenti al circuito artigiano siano in difficoltà nell'affrontare, nel guardare il futuro e le incertezze del futuro, e quindi incertezze dovute al fatto che non si sa come evolveranno certi fenomeni, che gli investimenti sono bloccati e che conseguentemente anche le assunzioni o comunque l'investimento nel capitale umano diventa un'operazione difficile. Quindi a te chiederò di dirci cosa sta succedendo. Vi darei 8 minuti circa, io tengo conto a ciascuno di voi per esporre un po' il proprio pensiero, quello che emerge dal vostro osservatorio, e poi magari io provo a sintetizzare, a chiosare e poi al limite chiudiamo con un secondo giro. Un'ultima cosa che voglio dire è che sullo sfondo di... Purtroppo Paolo, il secondo giro facciamo fatica a farlo. Sì, no, certo. Come ipotesi, ma diamo intanto la parola ai nostri amici. Certo, sì. Un'ultima cosa che voglio dire. Sullo sfondo di questo scenario collocherei il concetto di autunno fragile, cioè tutto quello che io vi ho detto, che ho provato a dirvi, è che viviamo in un contesto nel quale è possibile che episodi circoscritti o limitati possano generare in un sistema che è fragile degli effetti a valanga difficilmente controllabili. Tutto ciò detto, Tiziano con la O finale. Bene, grazie Paolo e un saluto alla mia amica Tiziana. Allora, per quanto riguarda la fotografia della situazione attuale e le principali determinanti del lavoro, del mercato del lavoro, si fa presto a dire. Noi rispetto al 2019 abbiamo circa 55.000 posti di lavoro in meno a luglio. La previsione di licenziamenti in relazione alla situazione attuale è di circa 10.000 persone.
sostanzialmente sono 60-65 mila i disoccupati in più che prevediamo, il 30%. Sostanzialmente passiamo da 140.000 a 200.000 nel giro di poco. Questo in base alla situazione attuale. Dal punto di vista delle tendenze del mercato del lavoro, ormai da tempo, dal 2008 ad oggi, non ci sono motivi per cui possiamo dire che le determinanti stanno cambiando in modo importante. Noi abbiamo di fatto una transizione tra manifattura e servizi, e nella fase di lockdown abbiamo sperimentato un'ulteriore spinta sui servizi. Fate conto che rispetto al 2008 noi siamo ancora sotto di circa 45.000 posizioni di lavoro sulla manifattura rispetto a quante ne avevamo nel 2008, mentre abbiamo superato di 100.000 le posizioni nei servizi, questo a fine 2019. Quindi primo uno scambio manifattura-servizi. Il secondo elemento che dobbiamo sempre ricordarci è che il mercato del lavoro negli ultimi 10 anni si sta polarizzando secondo la logica delle alte e delle basse qualifiche, che poi dal punto di vista degli stipendi si riporta alti e bassi stipendi, ma in realtà restiamo sulle alte e basse qualifiche, quindi una polarizzazione. Questo implica il rischio di una prigionia sulle basse qualifiche e di conseguenza la presenza o l'assenza di buoni servizi al lavoro e di buone politiche attive consente il passaggio da una bassa qualifica ad un'altra bassa qualifica magari più stabile, oppure da una bassa qualifica ad una alta qualifica. Scusami Tiziano, posso interromperti? Prego. Quindi sostanzialmente ci stai dicendo il fenomeno di spostamento da manifattura a servizi, che è interessante come fenomeno, che rappresenta l'evoluzione del sistema e se vogliamo dell'economia. L'altro aspetto importante è la polarizzazione alto-basso con percorsi orizzontali o verticali, cioè le politiche attive in alcuni casi aiutano anche l'evoluzione orizzontale per certi aspetti, ancorché non di first best, ma è un'evoluzione interessante piuttosto che verticale, giusto? Bene. Sì. Se noi facciamo una fotografia a luglio di come è andato il mercato del lavoro rispetto al 2019, come vi dicevo, erano 53.000 i posti di lavoro in meno anno su anno. Le posizioni nel 2020 sono di meno, sono 32.000, e a causa del lockdown il rallentamento delle assunzioni si è un po' fermato a luglio, dove abbiamo un meno 6% rispetto a luglio dello scorso anno. Quindi tenete conto che tra febbraio e maggio avevamo il 61% delle assunzioni in meno rispetto all'anno precedente. Quindi il lockdown è stato un raffreddamento imponente dell'economia. Per quanto riguarda invece i territori, la provincia di Venezia è quella che ha perso di più di 23.000 posti di lavoro, insieme alla provincia di Verona che ne ha persi 14.000. È chiaro che il fattore più importante di congelamento del lavoro è stato la riduzione dei contratti a tempo determinato. Ecco, tenete conto che la dimensione tempo determinato, tempo indeterminato, complessivamente nella forza lavoro della nostra regione non è preoccupante, nel senso che l'85% dei lavoratori della nostra regione ha un contratto a tempo indeterminato, però è evidente che negli ultimi 10 anni l'inizio è più facilmente a tempo determinato rispetto a qualche anno fa. Però, ripeto, l'85% della forza lavoro della nostra regione, quindi di quasi 2 milioni di persone, 1 milione e 7, sono con contratti a tempo stabili, a tempo indeterminato.
Abbiamo ancora un paio di minuti, Tiziano. Sì, tutti i settori hanno ceduto occupazione. Forse l'edilizia è l'unico che ha mantenuto un po' l'agricoltura, ma tutti i settori, dalla pulizia al commercio, al turismo, trasporti e magazzino, l'occhialeria. Pensate che rispetto alla dimensione dei contratti di lavoro, il peso maggiore appunto di riduzione è stato il tempo determinato. Questo dice anche un'altra cosa, che per entrare nel mercato del lavoro la porta è il contratto a tempo determinato. Senza di quello poi è difficile che si faccia bingo con il contratto a tempo indeterminato, che peraltro per il 30% di chi è entrato fino nel 2019, il 30% di questi nell'arco del primo anno poi cambiava lavoro. In un'economia che funziona, il contratto a tempo indeterminato non è un matrimonio indissolubile, come appunto il 30%. È una convivenza senza portare la residenza insieme. Esatto. Così. Esatto. Ok. Qual è l'esigenza che emerge? È l'esigenza di politiche in questo momento e servizi più semplici, più rapidi e per tutti. Da questo punto di vista anche la partita del welfare, inteso come la filiera complessa dei servizi di welfare, secondo me in questa fase prende un altro tipo di visione. Bene, grazie a Tiziano Barone per la chiarezza, i concetti chiave: transizione tra manifattura e servizi, polarizzazione del mercato del lavoro, ma con politiche attive capaci di attivare fenomeni orizzontali o verticali, un mercato del lavoro, almeno in Veneto, tendenzialmente stabile, approccio a 2 step per l'ingresso al mercato del lavoro, il tempo determinato come non condizione necessaria, ma praticata per accedere step by step al mercato del lavoro. Bene, prospettiva dell'impresa, quindi dentro i confini organizzativi cosa sta succedendo? Tiziana. Certo, saluto tutti, in particolare Tiziano, che rivedo dopo tanto tempo. Allora, vorrei fare un passaggio perché è importantissimo sul discorso del manifatturiero, perché chiamiamolo il nostro scheletro, l'osso portante delle nostre associazioni. Allora, nel periodo Covid la produzione del manifatturiero scende a 2 cifre, intorno al 29%. Non cito, per non creare imbarazzo, moda, mobili e abbigliamento che scendono intorno al 40-50% della produzione. Quindi cali sensibilissimi nei settori che noi chiamiamo del Made in Italy, o meglio il settore delle 3M, moda, macchinari e mobili, sono stati i più penalizzati. Che cosa abbiamo visto però? Perché poi bisogna anche essere positivi, collegandomi anche a quello che diceva prima Tiziano. Abbiamo guardato prima i dati, c'è una reattività interessante da parte delle imprese che già soffrivano prima del Covid, già l'anno scorso a fine 2019 stavano scontando una crisi, diciamolo, abbastanza significativa e importante, che poi è una crisi, diciamo, non solo dei mercati, va bene, ma era anche strutturale al loro interno. E poi diciamo, perché poi su questo innescheremo quello che stiamo facendo per le imprese o quello che ci stanno già chiedendo. Allora, do un dato però che è interessante. Da maggio ad agosto 2020 nel nostro mondo, noi ho un dato recente di mezz'ora fa di EBAV, 2379 apprendisti sono stati assunti nelle imprese artigiane. Ok? È un bel segnale. Poi se guardiamo il dato più di qualità, la cosa che mi preoccupa è che vengono assunti in settori non a vocazione artigiana, tipo la comunicazione, ok? O vengono assunti nei servizi. Nel manifatturiero scontiamo ancora un po' un tasso basso di innovazione,
Perché lo dico? Perché ho visto che non assumono laureati, non assumono ancora come vorremmo noi ITS, lauree magistrali, eccetera, soprattutto nel settore della metalmeccanica. Punto, e mi fermo qui. L'altra cosa però interessante che emerge anche dall'indagine che citava prima il professor Gubitta è quello che è vero che noi abbiamo una perdita dello 0,6%, cioè no, perdita di aziende artigiane che chiudono, e poi vedremo a fine anno, tireremo le somme. Però abbiamo anche una crescita delle imprese digitali, è un più 3,3%. Questo è un dato interessante, perché è, visto che parliamo prima di, come dire, di professioni qualificanti o qualificate, le digitali, aziende artigiane digitali, sono in capo a ingegneri, sono a giovani che escono fortemente scolarizzati e che escono dall'università. Allora, questo è quello che almeno per il momento noi stiamo osservando. Che cosa ci serve? Poi mi ricollego a un discorso più, sicuramente le nuove policy, politiche attive, eccetera, però farei un passaggio indietro. Allora, il Covid ci ha insegnato, ci ha fatto, come dire, essere osservatori di una situazione dove le libertà sono state in parte ridimensionate e in parte anche sacrificate, chiamiamolo così, non voglio usare un termine visto che potrei anche essere registrata, perché abbiamo violato il diritto di informazione, o meglio, è stato ridimensionato in nome della salute, di formazione, eccetera. Ecco qui il grande tema. Allora, non perché io ho una sensibilità per questo, ma credo che noi dovremmo, e questo vale per tutti, per i lavoratori e anche per le imprese, pensare che l'unica maniera per attivare l'ascensore sociale che si è bloccato, va bene, sia quello di lavorare su una nuova identità delle imprese e anche dei lavoratori, su una identità anche digitale, perché scontiamo un tasso di innovazione bassissimo, se non quasi inesistente, per quanto riguarda il tema dell'informatica, dei linguaggi digitali, va bene? E la formazione. Ecco che questo, come lo è stato, e anche la libera, in parte la libera iniziativa, che è stata un po' mortificata. Ecco questo che su cui noi dobbiamo lavorare, ed è su questo che stiamo lavorando con le imprese. Grazie ai fondi, noi confidiamo molto perché siamo fortemente europeisti, è il mantra che ci sta dando anche la nostra Confartigianato a tutti i livelli. Noi crediamo nel tutte le risorse che l'Europa ci vorrà e ci darà. Crediamo che questo governo debba mettere in atto delle politiche perché poi abbiano una ricaduta sulle imprese. Adesso confidiamo che la Regione, con la nuova programmazione, possiamo fare dei piani di sviluppo a cui noi abbiamo già presentato per le nostre imprese: territorio, famiglia, formazione. E poi non dimentichiamoci il tema della salute. Può sembrare un tema non da poco, però visto che l'avete citato prima, il tema del welfare aziendale, per noi dovrà entrare d'imperio anche nella contrattazione di secondo livello. Ci sono altre organizzazioni più strutturate che l'hanno già fatto, noi dobbiamo farlo proprio perché altrimenti ci troviamo in una situazione di degrado culturale, organizzativo, politico-culturale che può veramente essere devastante e preoccupante per i cittadini, per i lavoratori e per le imprese. Bene, io riassumerei attorno a due concetti le cose che ci ha detto Tiziana Pettenuzzo, anzi a tre. Hai parlato di un impatto asimmetrico nel sistema delle imprese e quindi un impatto asimmetrico implica politiche segmentate proprio perché i segmenti di popolazione aziendale in questo caso sono diversi. Un secondo tema a me molto caro, se devo essere sincero, è riattivare l'ascensore sociale, assumendo che l'ascensore va su ma può anche andare giù. Certo. E l'idea è che chi va giù
possa anche ritornare su, e quindi l'ascensore non vuol necessariamente dire salire, ma vuol dire muoversi, che è un po' quella mobilità che anche Tiziano ha evocato con le politiche attive, con la mobilità orizzontale, no? O quella mobilità verticale da una cosa un po' più precaria a una cosa più stabile. E terzo elemento che hai citato, questa ricerca di una nuova identità delle imprese e dei lavoratori, che ha bisogno di una pensata generale, secondo me è fatta dal mondo delle istituzioni, del for profit, ma anche da quello del non profit. Ed è con questo auspicio che, se ho capito bene, darei la parola adesso o a Mario Barbieri o a Emanuele Alecci, perché riesca, rispetto a questa tematica, poi a portare a sistema le nostre argomentazioni. Grazie. Grazie Paolo, riprendo io in mano il testimone e ringrazio Tiziano e Tiziana. E, se vogliono accomodarsi, adesso il passaggio che cerchiamo di fare è, diciamo, quello di, come dire, di mettere insieme, oltre all'impresa, gli altri soggetti che ci interessano di più. E sicuramente parlo, e intanto saluto gli ospiti della nostra secondo giro, ma che presenterò a breve. Nella seconda parte noi cercheremo di dedicare un'attenzione in modo particolare a quello che si può fare per i lavoratori più vulnerabili, fragili, in difficoltà, per le famiglie, per le persone che che dopo essere usciti da una situazione anche grave, adesso rialzano la testa e trovano delle difficoltà. Luca Romano, direttore di Area Local Network, ci aiuta con una piccola introduzione a capire quali sono le difficoltà da cui partiamo tra persone che rischiano l'invisibilità e welfare che funzionano in maniera difficile. Qual è la situazione secondo te, Luca? Grazie. Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene. Volevo fare un quadro molto sintetico sul versante sociale, perché la pandemia sostanzialmente ha accelerato un processo di aumento del perimetro delle fragilità per una dinamica inedita che è molto connessa al fatto di essere dentro o di non essere dentro il sistema di connessione che le tecnologie digitali hanno imposto, come si diceva anche prima, per ragioni di emergenza, ma che per certi versi diventeranno anche strutturali. Se questa, diciamo, espansione del digitale avviene esclusivamente con modalità deterministiche, e quindi le organizzazioni che funzionano, che hanno risorse, articolano un'organizzazione di questo tipo senza difficoltà, con persone che le usano e si sanno connettere, dobbiamo stare attenti che c'è un pezzo di società che scivola appunto nella invisibilità e per appunto ragioni anche figurative questo rapporto fragilità-invisibilità secondo me si potrebbe stratificare in 4 cerchi. I più invisibili di tutti sono i non autosufficienti, che non hanno una famiglia che li assiste, non hanno, diciamo, una comunità solida di riferimento e ovviamente non hanno un sistema di connessioni digitali già in essere. Gli altri cerchi, diciamo, sono caratterizzati dall'acquisizione di almeno uno di questi elementi, quindi la salute, il lavoro o la connessione a livello comunitario o a livello digitale. Però chi ha sofferto di più sono proprio coloro che, a causa del distanziamento e della non connessione digitale, sono trovati
o in difficoltà nell'accesso ai servizi e all'assistenza, oppure si sono trovati in difficoltà rispetto anche al loro lavoro, no? Sappiamo come, per esempio, molte badanti di anziani non autosufficienti abbiano vissuto questi mesi nell'impossibilità fisica e materiale di poter seguire le loro attività, ma anche nella difficoltà di poter connettersi a quello che Barone prima chiamava un sistema di servizi che potesse ricollocarle in una funzione comunque preziosa per la società. Fatta l'analisi, secondo me sono un po' 3 le questioni sulle quali poi impegnarci in questi mesi per nella ripartenza poter affrontare la nuova situazione che si è creata nel sociale con queste dinamiche di fragilità che dicevo. La prima, come nel mondo sanitario noi siamo passati da una prevalenza delle strutture di attesa del malato, quindi sistema ospedaliero che aspetta, no, e accoglie l'acuto e interviene, a una medicina di iniziativa, cioè una medicina che a livello territoriale organizza la prevenzione, organizza i servizi, isola gli asintomatici e si allerta per l'assistenza veloce e precoce ai sintomatici da virus che manifestano appunto le prime malattie, i primi malanni. Noi dovremmo pensare che questo sistema va allargato dalla sanità al sociosanitario all'assistenza, cioè ci vogliono strumenti per intervenire attivamente, perché gli invisibili sfuggono proprio dalla logica di organizzazione del nostro sistema dei servizi. E sono 2 fondamentalmente le cose che servono. Primo, il volontariato. Io sono veramente contento dell'evento che avete organizzato, Mario, perché il ruolo del volontariato in questa situazione diventa un ruolo assolutamente strategico, non è più, diciamo, la solidarietà, no, che diciamo è un po' un di più nella nostra società, che funziona, che sta bene e che va verso i deboli. Oggi il volontariato è proprio quella parte di società che può dare voce agli invisibili e che serve a rappresentarli per costruire il legame sociale, cioè quello che è saltato e quello che è assolutamente più prezioso. Un secondo elemento è che pubblico e privato devono assolutamente dialogare continuamente per fare comunità, per costruire un welfare di comunità, lo diceva prima anche la Tiziana Pettenuzzo. Il welfare nell'azienda, soprattutto nella piccola azienda, deve diventare territoriale. E la terza questione di enormi implicazioni è il digital divide, cioè il problema di pensare le tecnologie digitali in forma inclusiva e di sviluppare programmi di digitalizzazione nel sociale che, come diceva sociologo, una figura a noi molto cara che è Giuseppe De Rita, privilegino non la velocità digitale di velocità come l'economia, ma il digitale di prossimità, per mettere in rete il sistema dei servizi, il volontariato che costruisce relazioni, gli invisibili che hanno bisogno di aiuto. Il campo dell'occupazione, e qui lancio la palla a chi mi segue, questi ragionamenti hanno una fortissima interazione con quello che sta succedendo, perché il lavoro invisibile in questi mesi è aumentato tantissimo, e pensiamo anche a quanto gli invisibili, per esempio, che
dell'ultimo miglio, cioè quelli che ci hanno portato a casa magari da mangiare quando eravamo in lockdown, molto spesso sono i più esposti al virus e i meno tutelati dal punto di vista sindacale e normativo. Luca, grazie. Il tuo intervento è sicuramente molto denso e pieno di spunti che andranno ripresi. Allora, le 4 donne che sono molto felice di avere con me oggi nel webinar di luglio sono stato bacchettato da più di una persona perché non c'erano donne, c'erano solo maschi. Questa volta sono corso ai ripari. Sono 4 amiche, 4 persone che hanno sicuramente condiviso l'obiettivo ambizioso di oggi, ma che svolgono lavori fra loro complementari. Simonetta e Monica in parte simili, sicuramente Stefania e Francesca che condividono l'impegno di segreteria della CISL, sono quasi sorelle siamesi. Però vorrei che ricominciassimo proprio da capo. Allora, più volte è stato detto, sia da parte di Giuseppe Venier, ma anche da Emanuele Alecci e Michalizzi, non ci siamo mai fermati. Allora, partirei da Simonetta Crovato, che è il direttore delle politiche attive di Engim Veneto. Simonetta, raccontaci un po' partendo da cosa avete fatto, qual è stato l'impegno un po' di noi tutti operatori impegnati a fare dei servizi tra virgolette normali e poi a trovarci nel pieno della tempesta. Ovviamente hai pochi minuti, ma cerca di darci un po' il quadro sia di quello che avete fatto sia di quello che state mettendo in atto per prepararci tutti a questo autunno un po' fragile, un po' tremendo. Bene, grazie. Buongiorno a tutti e ovviamente mi complimento per l'iniziativa, sono onorata di parteciparvi e ringrazio gli organizzatori. Engim, parto un attimo presentando Engim, che è una fondazione nata dal carisma di San Leonardo Murialdo, a cui si ispira ovviamente la missione, il modello operativo ed educativo con cui si propone ai giovani e agli adulti e alle famiglie. Engim si occupa di formazione, istruzione, accompagnamento al lavoro, inclusione sociale e formazione continua, tutti i temi che ho sentito nominare prima e dei quali ovviamente noi ci sentiamo nei quali di fare la nostra parte. Probabilmente il nostro fondatore si troverebbe sicuramente più a suo agio della sottoscritta in questo contesto, in quanto ha dedicato la sua vita al volontariato, cercando di accompagnare i più fragili, gli orfani del suo paese, verso proprio nobilitandoli verso nel lavoro. Ora io proverò a raccontarvi effettivamente cosa abbiamo fatto e cosa facciamo ancora e proverò a dare degli stimoli per trovare assieme appunto delle strade, le famose uscite di sicurezza che venivano citati prima. Allora, i valori che si ispirano il nostro lavoro nella quotidianità sono l'educazione, ovviamente, l'innovazione, tema citato prima, sia nei contenuti che nella metodologia didattica, per essere sempre al passo coi tempi, l'inclusione e la collaborazione. Mi soffermo per spiegare brevemente e soffermo l'attenzione sugli ultimi due, inclusione e collaborazione, che mi sembrano i più vicini e adatti al contesto. Engim infatti oggi offre il proprio servizio a ragazzi e adulti di oltre 59 nazionalità. Il nostro obiettivo e la nostra capacità sono quelli di riuscire a garantire una formazione qualificata ed efficace a discenti di qualunque sezione sociale, provenienza geografica e status, e ovviamente in primis i più fragili, e indipendentemente questo dalla situazione di provenienza o di partenza. Ovviamente la tempesta che è arrivata ci ha colto di sorpresa, ma siamo riusciti a trovare delle soluzioni e andare avanti. Non tutte sono state subito efficaci, ma sicuramente siamo riusciti ad arrivare a un obiettivo e su questo vogliamo andare avanti perché appunto ci aspetta un nuovo autunno fragile, come qualcuno appunto ha citato. E quindi noi vogliamo essere in grado di fornire strumenti adeguati a ognuno in relazione
ai propri bisogni, senza lasciare indietro nessuno. Ed è proprio con questo spirito che ancora oggi, ancora di più, facciamo nostra questa missione e cerchiamo di accompagnare appunto chi ha il bisogno di essere aiutato a trovare la propria strada, soprattutto nel lavoro, affiancandolo passo passo. La nostra scuola, le nostre scuole sono scuole di prossimità, ecco un altro tema, la vicinanza col territorio, quindi prossimità territoriale, nel senso che ogni nostra scuola per necessità deve essere ben integrata al tessuto socio-economico locale attraverso istituzioni, aziende, enti, e prossimità relazionale, in quanto ogni nostro operatore è motivato a prediligere l'ascolto continuo attivo e il dialogo con le famiglie, per poter offrire quindi un supporto e una vicinanza adeguate e personalizzata. Non meno importante poi cerchiamo di insegnare il valore del volontariato e della cittadinanza attiva, promuovendo diverse iniziative legate ai temi della sostenibilità globale, il riciclo e la lotta allo spreco. Quindi per noi fare rete nel territorio è essenziale e il valore della collaborazione in Engine è fondamentale per riuscire a dare una risposta completa a chi si rivolge a noi. Ovviamente questo ci riesce più facile nei territori dove la rete è più fitta e soprattutto le relazioni con gli attori del sociale, le organizzazioni, gli interlocutori istituzionali e gli enti locali sono più strutturate. Infatti è per questo che noi cogliamo qualsiasi tipo di iniziativa e di invito ci possa aiutare a fare questo, a sviluppare questo aspetto. Inoltre, visto il momento particolare che stiamo attraversando e le prospettive ancora incerte per il futuro che siamo entrati, nei quali siamo entrati, infatti, ripeto, l'autunno fragile mi piace molto come nome, e ci sentiamo particolarmente responsabilizzati per il ruolo sociale che abbiamo e che dobbiamo ancora di più esercitare con convinzione. Incontri come quello di oggi per noi sono fondamentali, l'ho già detto, per condividere propositi e fare sistema e per realizzare ovviamente soluzioni rapide ed efficaci. Ora, su cosa siamo impegnati e che ci piacerebbe fare di più e meglio, anche grazie ai vostri nuovi stimoli o a stimoli che potremo trovare assieme, spero, proseguendo questo cammino, è sicuramente intensificare la vicinanza con i ragazzi, orientandoli ovviamente in scelte scolastiche innovative per non diventare adulti disoccupati. Supportare gli adulti, aiutandoli a capire meglio il mercato del lavoro e formarsi in una logica di formazione continua, sviluppando competenze soft per migliorare la flessibilità, e sostenere le famiglie nel processo di digitalizzazione, anche questo tema citato prima, per non far perdere loro le opportunità e soprattutto per non lasciarli cadere nell'oblio dell'esclusione sociale. Questi sono temi ovviamente fondamentali e su tutto questo ovviamente non può che prescindere un maggior dialogo e un coordinamento tra gli enti promotori e gli attori, come stiamo facendo in questo momento, assieme a tutti quelli poi che si occupano delle fragilità sociali ovviamente. Concludendo, il mio auspicio e la mia speranza sono che questo momento di confronto possa essere il primo di una serie di tavoli operativi e per questo rinnovo la disponibilità a lavorare assieme per costruire l'uscita di sicurezza, anche questo è una cosa che mi è piaciuta particolarmente, che mi porterò a casa, facendo anche noi la nostra parte in funzione delle nostre competenze e ambiti. Ovviamente non possiamo fare tutto, ma quello che possiamo fare e che facciamo bene lo mettiamo a disposizione in rete. Nel contempo, ovviamente, ci trovate sul territorio e noi rimaniamo a disposizione con le nostre 12 sedi territoriali, dove ovviamente potete trovare ascolto per tutti quelli che sono i temi citati da chi mi ha preceduto. Ovviamente famiglie, formazione e territorio sono i temi a noi comuni e sui quali possiamo impegnarci per lavorare assieme. Questo mi sentirei di dire. Di più veramente se non quello di rimanere in ascolto e a disposizione per fare tutti quanti, noi per primi, la nostra parte. Grazie Simonetta. Adesso la parola passa a Monica Verzola, che è la direttrice, il direttore sviluppo e delle attività internazionali di ENAIP Veneto. ENAIP Veneto è l'ente di formazione sicuramente più ampiamente diffuso nella nostra regione e sicuramente parte
del nostro patrimonio regionale, impegnato anch'esso come Engim anche non solo nell'obbligo formativo dei ragazzi o dei giovani, ma anche nei servizi al lavoro per le persone che perdono quindi il lavoro o che faticano a trovarlo. Monica, anche tu raccontaci brevemente, mi rendo conto che fare entrare in pochi minuti tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi è difficile, ma lanciaci qualche squarcio di quello che avete fatto e condividendo ovviamente gran parte di quello che ha detto Simonetta, prova a darci qualche pennellata in più rispetto a questo quadro che stiamo insieme costruendo. Grazie. Va bene, grazie Mario, grazie al CSV e a questa manifestazione 2020 da cui si sta ben comprendendo l'imprescindibile valore del volontariato anche ai tempi del Covid-19 e mi suscita una prima considerazione. La pandemia ha dimostrato il bisogno crescente e l'importanza del sostegno solidale. È già stato evidenziato nel corso di questo webinar come durante il Covid-19 le comunità si siano riunite per sostenersi a vicenda attraverso il volontariato, organizzato, spontaneo, sia per proteggersi da un punto di vista sanitario, ma anche per fronteggiare le dure misure sociali ed economiche che sono state messe in atto per contenerlo. Tutto questo ci richiama al concetto di resilienza, un concetto tanto in auge negli ultimi 10 anni, che rimane sempre un po' controverso, mal digerito, a partire dal fatto che resilienza è una parola non traducibile in tutte le lingue e che fa divampare accesi dibattiti all'interno delle varie discipline e settori, con accezioni che cambiano poi radicalmente dal nord al sud del mondo. Da una prospettiva globale, che però ci tocca e ci riguarda da vicino, al cuore del quadro di riferimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il primo obiettivo, che è porre fine a ogni forma di povertà nel mondo, troviamo il target risultato atteso 1.5 che è stato impostato attorno alla costruzione della resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità. Nell'agenda degli obiettivi di sviluppo sostenibile, gli obiettivi relativi al resilience building sono associati, come sappiamo, alla riduzione dell'esposizione e della vulnerabilità dei poveri agli eventi climatici estremi e ad altri shock, disastri economici, sociali, ambientali. E quindi è in questo framework che si avvalora il ruolo dei volontari, nella vicinanza alla comunità, volontari che non si sostituiscono alle responsabilità di altri attori locali, regionali, nazionali o globali, ma sono partner strategici che lavorano insieme agli altri stakeholder per migliorare la resilience building della comunità. Ecco, all'interno di questo quadro di resilienza, volontariato, stakeholders e comunità si colloca anche Enep Veneto, che è un'impresa sociale, e sottolineo impresa sociale a movente ideale, o per dirlo con parole diverse, richiamando il primo pilastro dei diritti sociali europei, crediamo che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione, a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi per mantenere le competenze che gli consentano di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni del mercato del lavoro. Ci occupiamo quindi, come accennato, prevalentemente di formazione professionale, ma non solo, anche di servizi al lavoro, e lo facciamo da oltre 60 anni. E abbiamo una dimensione che è regionale, nazionale e internazionale. In Europa siamo molto attivi e presenti. Qui in Veneto seguiamo ogni anno circa 4.000 giovani e 7.000 adulti e consideriamo la formazione professionale un'eccellenza perché nei fatti contribuisce a rafforzare i valori di inclusione sociale ed equità, garantendo contemporaneamente altissima occupabilità e promuovendo quindi il livello di competitività delle nostre imprese del territorio. Vi dico questi numeri perché si tratta di un campione su cui possiamo fare alcune riflessioni che possiamo considerare anche significativo. E per rispondere alla tua domanda, Mario, la nostra esperienza è questa. Partiamo dai giovani. Le conseguenze che il Covid-19 ha avuto su questo campione di 4.000 ragazzi e ragazze hanno contrastato proprio quel principio di equità a cui mi riferivo prima e che ci è tanto caro. Ci siamo trovati, come impresa sociale, a reagire in resilienza contro la povertà educativa minorile e il mancato accesso all'istruzione e formazione. Concretamente, lockdown, da lezioni in presenza si è passati drasticamente a una formazione a distanza con tutte le difficoltà del caso e circa 20.000 ore erogate a settimana. Ma su 4.000 ragazzi la percentuale di frequenza alle lezioni si è assestata all'80% e noi ci siamo molto preoccupati per quel 20% che non riusciva più a frequentare. Parliamo circa di
800 studenti. Quindi li abbiamo sentiti le loro famiglie e ne è emerso che almeno 200 tra loro non riuscivano a seguire le lezioni perché non potevano permettersi l'acquisto di un tablet o alla peggio di uno smartphone che sostenesse le caratteristiche tecniche necessarie. Altri frequentavano parzialmente, soprattutto perché semplicemente non avevano sempre la disponibilità economica per ricaricare il loro credito telefonico. Bene, rilevato questo, grazie al sostegno della Regione Veneto si è riusciti a distribuire 300 tablet SIM, perché l'accesso alla tecnologia non deve e non può nel 2020 rappresentare un fattore di discriminazione, noi ci crediamo profondamente. Questa soluzione di risposta rapida e coerente ad un problema collegato alla fragilità ci lega anche ad un altro presupposto fondamentale della prossimità e vicinanza alla comunità, ossia che il donatore e l'organizzazione per produrre effetti concreti devono necessariamente rimanere al centro, invece di mettere al centro il problema. Ma ci siamo occupati in senso pieno anche degli adulti. Tutti noi, durante il lockdown, abbiamo visto come alcune delle nostre necessità sono mutate. Personalmente ho sentito il bisogno irreprimibile di avere un cane solo per poterlo portare a passeggiare fuori e come impresa ci siamo interrogati e messi in discussione e abbiamo quindi ricomposto i bisogni mutati delle persone durante il periodo di lockdown, traguardandoli però oltre il lockdown. Devo ammettere che qui in ENEIP non apprezziamo i confini stretti e imposti. Abbiamo dato vita quindi ad un progetto di ridefinizione dell'offerta formativa che soddisfacesse questo quadro di bisogni che aspettavano di essere ascoltati e presi in carico. Ne è conseguito che fin da subito, dal 9 marzo in poi e per tutto il periodo di lockdown, abbiamo realizzato live e poi reso disponibili nel nostro canale YouTube una ventina di webinar, ovviamente gratuiti, a cui si sono iscritte 750 persone con una media quindi di 42 persone per webinar e ne abbiamo altri 5 in programma in prossima realizzazione. Poi abbiamo prioritariamente attivato la FAD per portare a termine i percorsi per gli operatori sociosanitari, tanto richiesti in questo momento di emergenza, ma ci siamo attivati anche attraverso iniziative come l'assegno per il lavoro a distanza per raggiungere le persone tutte, attivando il cuore grande di ENEIP e dei suoi operatori, che con flessibilità e solidarietà nella gestione degli orari e del tempo si sono adoperati per garantire alle persone una prospettiva, un orizzonte occupazionale dopo il Covid-19, perché gli orizzonti stretti non piacciono solo a noi, non piacciono proprio a nessuno. Ecco, ci sono poi altre innumerevoli iniziative che abbiamo realizzato come parte di un ecosistema di sostenibilità con soggetti come Umana, il CSV, con voi. Questo sì, perché siamo un'impresa sociale a movente ideale che è vicina alle comunità locali e alle fragilità e che ci contraddistingue anche per la sua concretezza nell'azione. Per concludere, un messaggio di speranza, parafrasando una frase di Swindoll, possiamo dire che la società che vogliamo per il nostro futuro, e qui penso alle giovani generazioni, sarà fatta per il 10% da quanto accaduto finora e per il 90% da come sapremo reagire. Ecco, noi siamo molto proiettati su questo 90%. Grazie per l'opportunità. Grazie a te Monica, sicuramente in questi pochi minuti sei riuscita a far entrare una vagonata di cose, ma sicuramente, come chiedeva anche Simonetta, questo è solo il primo di una serie di incontri, quindi non possiamo pretendere di far entrare tutta la vita, tutto il nostro impegno in pochi minuti. A proposito di impegno, quello che adesso ascolteremo a due voci, prima Francesca Pizzo, poi Stefania Botton, ci spiegano ancora di più il ruolo della rappresentanza. Allora, in questi momenti, Luca Romano li ha chiamati gli invisibili, io li chiamo i vulnerabili, quelli in difficoltà, i più fragili, eccetera. Bene, abbiamo davanti la necessità di avere organizzazioni sindacali che siano in grado sì di contrattare sicurezza e salute, ma contemporaneamente anche di contrattare lavoro, formazione e sviluppo. La CISL di Padova è sicuramente al centro di questo impegno e ce lo racconta prima Francesca Pizzo, che ha la delega più al mercato del lavoro, ma lo racconterà lei stessa. Prego Francesca. Beh, buongiorno a tutti, anzi vi ringrazio appunto anch'io per la richiesta di partecipazione che ci vede presenti anche nelle altre edizioni, per cui per noi è un evento solidario che apprezziamo e stiamo apprezzando da anni.
E sì, hai detto bene Mario, insomma, questo nostro impegno che va sicuramente in abbinata anche alle persone che hanno parlato prima, nel senso che anche con ENAIP stiamo collaborando molto in termini anche di servizi lavoro per quello che ci riguarda, ma che in questo momento si sta concentrando molto su quella categoria di cui parlavi, di invisibili, che di fatto non è la stessa categoria del pre-Covid, nel senso che gli invisibili si sono effettivamente, la fascia di invisibili si è allargata, perché di invisibili si parla in termini, se vogliamo parlare in termini lavorativi, parliamo di persone che ad esempio, e noi ne abbiamo viste tante anche durante, ne abbiamo sentite, scusatemi, viste purtroppo no, tante durante il lockdown, che ad esempio per effetto di contratti a termine non hanno potuto poi riprendere la loro attività lavorativa, parlo di stagionali piuttosto che di altri contratti a termine che sono rimasti effettivamente fermi e che sono ancora tuttora fermi perché in settori che non hanno ripreso del tutto la loro attività, vediamo magari il turismo piuttosto che la ristorazione collettiva, che adesso qualcosa ha ripreso, ma che di fatto sono quelli che stanno, diciamo, acuendo quel disagio e quella differenziazione sociale che il Covid ha ancora di più aumentato come forbice e che quindi hanno più bisogno di protezione. Protezione e, come dire, no, quel tipo di formazione che è e diventa necessaria ancora di più adesso, perché è quella formazione utile anche a traguardare, a passare, a fare quel passaggio di cui si parlava anche nel precedente confronto, quel passaggio da un settore all'altro che il Covid ci ha insegnato ad interpretare, dico io, anzi ci sta insegnando ad interpretare, perché il futuro non sarà più che una persona appunto rimane nello stesso posto di lavoro per 20 anni, ma ci sarà necessariamente una necessità di offrire un ponte alle persone che hanno contratti precari e che non saranno più, non vorrei più usare questo termine precario, infatti voi avete usato prima, cioè si è usato spesso in questo webinar la frase no, uscite di sicurezza, io vorrei poter parlare di entrata in sicurezza, il contrario. Quindi cercare di creare quelle condizioni per un'entrata in azienda e per un'entrata nel mondo del lavoro che non sia in quell'azienda, ma in un settore piuttosto che in settori plurimi, perché questo sarà il futuro necessariamente. Quindi dobbiamo creare quelle condizioni di sicurezza, di entrata in sicurezza, in un mondo del lavoro che è sicuramente un altro mondo del lavoro e che, ripeto, il Covid forse ci ha insegnato a conoscere in maniera diversa. E questo è fondamentale in tutto questo percorso, è fondamentale sicuramente un lavoro di squadra, un lavoro di squadra che deve essere molto coordinato, che deve partire, a nostro parere, noi veniamo da una manifestazione venerdì scorso in cui il motto era ripartire dal lavoro e che deve partire sicuramente da una condivisione di obiettivi a medio-lungo termine, quindi non domani, a medio-lungo termine, e dico anche per la città di Padova, poi voi sapete che anche noi seguiamo anche la città di Rovigo, tutt'altra condizione lavorativa, e che deve ripartire da io parlo sempre di un patto sociale che deve coinvolgere tutti gli attori in campo e che deve avere comunque una prospettiva di quello che vogliamo per la nostra città e per le nostre città, di quello che vogliamo per il lavoro. Padova è caratterizzata sicuramente da aziende molto parcellizzate e per cui su questo dobbiamo lavorare e dobbiamo lavorare con un sistema di welfare integrato, con un sistema di welfare aziendale che si sposi benissimo con un welfare territoriale, per cui coinvolgendo anche le istituzioni. Credo che alcune attività insomma, già le abbiamo messe in campo, tra l'altro anche con un'indagine promossa anche di CSV sul tema del welfare territoriale su Padova. E purtroppo, e questo è ne faccio anche, voglio dire, un obiettivo per il futuro del nostro sindacato della CIS di Padova Rovigo. Oggi le aziende che applicano, che comunque sponsorizzano il welfare aziendale sono veramente poche
e quindi questo sicuramente è una di quegli obiettivi importanti che ci stiamo ponendo, quindi di lavorare molto sulla contrattazione di secondo livello, ma questo lo facciamo solo se siamo tutti uniti e appunto il Covid dovrebbe aiutarci in questo senso. L'altro tema importante che invece riguarda le persone che sono al lavoro ma che sono in cassa integrazione magari da mesi è quello proprio anche lì della protezione e di quello che è il supporto di cui necessitano in termini di sicurezza e di stress lavoro correlato, perché essere in disoccupazione, essere in cassa integrazione da mesi e non sapere come andrà il proprio futuro sicuramente è un altro tema di cui ci dobbiamo necessariamente occupare, e anche in termini formativi creare quella condizione di supporto a queste persone che è fondamentale per poter continuare in un posto di lavoro e riuscire a risalire la china, perché ormai siamo tutti sulla stessa barca, quindi o ci diamo una mano o non ne usciamo. Chiudo dicendo, spero insomma di essere stata abbastanza esaustiva, che l'altro tema importante, proprio l'altra fonte inesauribile, credo, di opportunità sia quell'utilizzo importante dei fondi bilaterali che soprattutto per quanto riguarda la formazione continua e la riqualificazione potrebbero essere di grande supporto. Per il resto fare squadra insieme, appunto come dicevo prima con Enei, lo stiamo già facendo in diverse progettualità. Non è sempre facile, come dire, seguire insieme o avere comunque gli stessi, no? riuscire a coordinarsi nel migliore dei modi, ma credo che le opportunità siano veramente molte e che tutti abbiamo, come dicevamo prima, un grande impegno e un grande lavoro da svolgere, e dovremmo farlo insomma nel miglior modo possibile, facendo sicuramente squadra, che poi alla fine è il tema, no, di solidarietà, ma facendo appunto un forte lavoro di sinergie di squadra. Grazie. Bene. Stefania, a te la parola, anche se Francesca ti ha rubato gran parte dello spazio che io avevo pensato, ma recuperiamo sicuramente con il tuo sorriso e spiegaci la tua parte, cioè quella più legata al welfare e ai rapporti, diciamo, con il mondo sociosanitario. Allora, intanto buonasera a tutti, ringrazio per questa opportunità, perché è sempre un piacere poter essere, no, utili e condividere momenti come questo per il bene di tutta la collettività. Per quanto riguarda tutto l'aspetto sociale, la pandemia credo, sì, è evidente a tutti, ha modificato in modo repentino e io credo anche duraturo, perché quando diciamo che niente sarà più come prima, penso veramente che ci azzecchiamo, quello che era la quotidianità, il nostro modo di vivere, obbligando cittadini e famiglie ad assumere nuovi modelli di protezione sociale, ad assumere nuove modalità e nuovi approcci rispetto anche a tematiche come quella dell'educazione dei figli, come quella della cura degli anziani, come quella del supporto alle persone fragili o all'assistenza alle persone con disabilità. E mai come appunto nel momento del Covid è stato evidente quanto importante sia stato il ruolo di tutte quelle organizzazioni e dei moltissimi volontari che hanno fatto, devo dire, una grande differenza per la tenuta sociale in un momento di così grande difficoltà. I volontari hanno dato, diciamo, un forte contributo, aggiungendosi a tutto quello che era il lavoro fatto dallo Stato, dai comuni, arrivando direttamente alle persone, raggiungendo le famiglie per i bisogni di prima necessità, perché si sono incaricati, no, materialmente di portare a casa i buoni pasto piuttosto che i dispositivi di protezione individuale. Ma secondo me la cosa, oltre questa grande e importante che è stata fatta, è stata proprio quella della vicinanza alle persone. Il periodo di lockdown ha messo in evidenza quanto fragili sono persone che si sono ritrovate senza nessuno, quindi a casa da sole,
e senza nessuna possibilità di incontrare i familiari, perché ovviamente era vietato. I volontari sono riusciti a inventarsi modalità nuove, anche originali devo dire, per riuscire a fare in modo che nessuno di questi potesse veramente sentirsi solo. Noi anche come noi come organizzazione sindacale, la CISL di Padova Rovigo ha cercato di dare risposte immediate, perché tutti quanti hanno modificato praticamente, perché si cercava di dare risposte in tempo reale a tutte le novità, no, che venivano avanti, soprattutto per la difficoltà, no? Era tutto nuovo per tutti e quindi si doveva veramente far fronte a difficoltà nuove di cui non conoscevamo, no? La possibile ricetta. E come vi dicevo, la CISL ha messo in campo non solo un numero dedicato con una psicologa che ha cercato di dare risposte a chi si è trovato in grande difficoltà proprio dal punto di vista psicologico nell'affrontare questo momento di isolamento, di crisi legato al fatto che si è venuto a perdere il posto di lavoro, insomma è tutto l'insieme delle problematiche che tutti ben conosciamo, ma la stessa cosa è stata fatta da tutti i volontari della nostra FNP e dell'Anteas, che hanno appunto cercato di raggiungere tutte le persone sole e fragili che in quel momento avevano bisogno di non solo essere raggiunte per le modalità che vi dicevo prima, spese medicinali e quant'altro, ma anche semplicemente nel sentire che c'era qualcuno di vicino che dava anche un sostegno dal punto di vista umano, no? Della vicinanza. Ora ci troviamo a pensare ovviamente al post-Covid, è stato detto chiaramente che sarà un autunno impegnativo e difficile, non siamo assolutamente fuori da questa crisi sanitaria che ci vede tutti, no? Assolutamente lì ad aspettare giorno per giorno quelli che sono i dati, perché come dicevano prima coloro che sono intervenuti, ci si aspetta qualcosa di imprevedibile. Noi ci auguriamo che non accada come quello che stava avvenendo negli altri paesi europei e che ciascuno di noi, perché qua dipende proprio dalla capacità, no, di tutti e di ogni persona, riesca a mettere in atto tutte quelle modalità di prevenzione per evitare che accada un nuovo lockdown, perché economicamente il nostro Stato non se lo potrebbe certo permettere, soprattutto non se lo potrebbe permettere la comunità. Quindi è indispensabile che si debba assolutamente far fronte a quelle che sono i nuovi bisogni, no? E quelle che sono le nuove povertà, le nuove fragilità che sono state determinate da questa pandemia, e che parte dei fondi del Recovery Fund vengano assolutamente finalizzati per questo scopo. Quindi un grande investimento di risorse che faccia in modo che nessuno possa essere lasciato da parte. È ovvio che le risorse devono avere la priorità quella di investire su creazione di nuovi posti di lavoro e fare in modo che non si riducano a puro assistenzialismo o che ovviamente ha un termine, ma che si creino le condizioni per dare alle persone, no, la possibilità di farcela da soli. C'è da dire che sì, penso a quello che sta accadendo anche ad esempio nel mondo della scuola. Noi ci troviamo situazioni tali per cui in Veneto, ma anche in provincia di Padova e di Rovigo, a causa, no, delle nuove applicazioni dei protocolli, i genitori si troveranno, no, ad avere i propri figli, bambini o ragazzi che siano, a non riuscire a frequentare ancora la scuola, con grandi difficoltà nella conciliazione tra vita e lavoro, perché nel momento in cui viene individuato un positivo a scuola, l'alunno ovviamente viene messo in quarantena con tutta la sua classe e i genitori si devono riorganizzare, no, nella vita personale per riuscire a trovare
qualcuno che possa rimanere con i propri figli. Penso a tutte le nuove forme di difficoltà con cui si troveranno quando capita il momento della persona non autosufficiente in famiglia e sempre a causa delle nuove procedure è sempre più difficile trovare l'immediata collocazione nei centri dedicati e nelle case di riposo. Quella degli anziani è sicuramente una delle problematiche più grandi che deve essere attenzionata. L'abbiamo visto quanto al pari della sanità sia delicato quel settore che vede appunto persone fragili che costrette ovviamente in ambienti dove è impossibile praticamente praticare forme di isolamento, devono quindi essere tutelati e quindi anche le famiglie si troveranno ad affrontare nuove difficoltà. Ecco perché insomma c'è bisogno assolutamente di questo piano di sostegno economico a quella che è la spesa per il sociale e si spera che si vada in controtendenza rispetto a quello che è la tendenza continua degli anni passati, che era quella invece di tagliare questa spesa. E ci preoccupa molto il fatto che in tutte le contrattazioni sociali che in questo periodo di Covid abbiamo tenuto con le varie amministrazioni comunali, i sindaci sono preoccupati dal fatto che insomma c'è l'allarme sulla stabilità dei conti, no, degli enti locali, che ovviamente non possono andare in deficit per prevedere finanziamenti ad hoc per la spesa sociale. Condivido quello che ho Puoi detto. andare verso le conclusioni, Stefania, perché stiamo sforando. Condivido quello che è stato detto da più interventi in questo momento di confronto, che è quello che non possono più esistere barriere tra welfare territoriale, pubblico o privato che sia, e welfare aziendale. Occorre ovviamente fare in modo che le barriere tra questi mondi debbano assolutamente cadere e che tutti quanti si lavori con lo stesso progetto, che è quello di guardare a quello che è il bene comune, a quello che è il bene della comunità e il bene del territorio. Quindi sarebbero da potenziare quelle belle iniziative che già nel territorio padovano esistono, che vedono parecchi comuni e certi comuni che si sono attivati per progetti di welfare come bene comune. E come organizzazioni sindacali ovviamente ci continuiamo a chiedere l'attivazione di un tavolo specifico sulle povertà per affrontare tutte le nuove casistiche di situazioni di fragilità che si stanno proponendo, che sono completamente diverse dal passato, perché le persone che si sono rivolte ai comuni sono quelli che i servizi sociali non avevano mai visto, quindi noi ci dobbiamo attrezzare per affrontare le nuove emergenze che incontreremo nei prossimi mesi e assolutamente non trovarci impreparati, e qui il sindacato farà assolutamente la propria parte cercando appunto di contribuire a creare queste reti e contribuire anche a sollecitare le amministrazioni comunali e la nostra sanità a fare rete, a fare squadra per il bene del territorio e della comunità. Bene, grazie, scusatemi la fretta, ma vedo veramente che stiamo andando molto al di là di quello che ci eravamo riproposti. Vi saluto tutti, passiamo ora all'ultima fase, che è quella non delle chiusure, perché non chiudiamo nulla. Chiederei alla regia di far entrare Emanuele Alecci e Paolo Gubitta, anche Luca Romano se c'è, e saluto tutti coloro che invece hanno animato questa seconda parte. Grazie di cuore a tutti. Dicevo, Emanuele, non credo che tu abbia voglia di fare delle conclusioni, perché conclusioni credo che
sia inutile fare. E quindi ho chiesto anche a Luca e a Paolo di essere insieme con te, insieme con me, per fare un po' ipotizzare delle strade, delle vie che vanno percorse. Più intervenuti hanno detto dobbiamo costruire luoghi di incontro. Io credo che non voglio rinfacciarlo, ma credo che sia stato evidente che come umana non abbiamo voluto raccontare quello che abbiamo fatto. Ci sembrava più importante creare questo luogo di incontro. Però in conclusione vi dico che noi partiamo in questi giorni, iniziamo con delle attività intanto in Lombardia, ma vorremmo riproporle anche in Veneto, lungo 3 direttive. Una che abbiamo chiamato le pillole per far ripartire il lavoro, sono dei servizi a distanza per i disoccupati, per orientare le persone disorientate, capire come entrare. Certo, c'è il problema del digital divide, che è un problema immenso. Il secondo tema su quale ci stiamo impegnando è fare sviluppo. Allora, dei webinar rivolti alla molteplicità delle partite IVA per spiegare dal punto di vista culturale quello che sta cambiando, perché non è solo questione di spiegare i contributi, i sussidi, i bonus, serve a poco, serve cambiare la testa. Il terzo, e finisco, l'abbiamo chiamato risorse comuni per il lavoro e rivolto ai sindaci, agli assessori, ai consiglieri comunali, ma anche ai loro funzionari, per spiegare come funzionano i servizi, perché purtroppo parliamo di rete, ma spesso un pezzo della rete non sa quello che fa l'altro, e quindi riteniamo che sia importante spiegare che cos'è un centro per l'impiego e come funziona, che cos'è un'agenzia, che cos'è un ente di formazione. Abbiamo sentito delle testimonianze importanti, cos'è uno sportello lavoro di un sindacato, di un comune, che cos'è un patronato sindacale, cosa può fare tanti mondi diversi. Allora, in questa carrellata che ci porta alla chiusura, una battuta, non vi chiedo certo di fare un altro intervento lungo, partirei da Luca Romano. Qual è, Luca, l'impegno che possiamo assumerci insieme, non ognuno per proprio conto, ma insieme come comunità educante e responsabile? Ma io andrei sulla terza proposta, attività che hai citato, risorse comuni per il lavoro. Prima del lockdown, con Tiziano Barone e Veneto Lavoro, stavamo ipotizzando di fare nei centri per l'impiego dei corsi di formazione per disability manager. Poi la cosa è stata sospesa. Ecco, secondo me avere un centro di irradiazione, potrebbero essere i centri per l'impiego, in cui il Veneto potrebbe costruire un modello di grande autorevolezza specifica. E chiudo dicendo che anche rispetto a tutti i problemi evidenziati nella prima parte guidata da Paolo, nella scorsa legislatura l'Emilia Romagna ha fatto, la regione, un patto per il lavoro e i risultati si sono visti. Non riapriamo adesso, i risultati si sono visti. Qualcosa del genere, questa nuova legislatura del Veneto forse dovrebbe avviarla. Un patto per il lavoro oggi nella nostra regione serve moltissimo. Paolo, a te ripartiamo il tuo imprinting sul lavoro sostenibile, dignitoso, eccetera. Cosa dobbiamo fare? Una cosa sola, una parola chiave, la parola chiave è transizioni. Aiutare persone, famiglie e imprese nella transizione che questo periodo
particolare, questa epoca, anche pre-Covid e post-Covid in maniera maggiore, ha generato. C'è stato un cambiamento epocale nel modo di vivere le città, le imprese e la società, e dobbiamo prendere l'impegno, ma Padova, capitale europea del volontariato, il nostro leader Emanuele ce l'ha nel sangue, tutti noi diremmo ce l'abbiamo nel sangue. Accompagnare nella transizione, ecco, gestire le transizioni secondo me deve diventare la cifra dei prossimi anni di qualsiasi persona o istituzione che ha senso di responsabilità. Bene, Stop. Emanuele, non rabbuiarti, noi non vogliamo caricare un zaino di pietre, ma renderlo sempre più leggero. No, io sono rimasto molto colpito. L'incontro è una delle cose importanti di questa settimana, quello che abbiamo fatto questa sera. Il che vuol dire che forse pensare periodicamente a momenti di questo tipo è molto positivo, perché questo mettere insieme pensieri. Io sono molto preoccupato per la situazione dei prossimi mesi, lo dico, per la situazione di povertà, per la situazione di mancanza di lavoro. Probabilmente nella nostra regione un po' di più fortuna ce l'abbiamo, però insomma non crediamo che, come dire, il Veneto possa stare lontano da situazioni di difficoltà. Sono molto colpito e molto d'accordo con Paolo, cioè il tema della transizione è il tema, come dire, dell'accompagnamento a quello che sarà, è un impegno che non può essere fatto da un pezzo della società, deve essere fatto da tutti. E una delle fatiche più grandi che dovremo fare è quello di far capire alla politica cosa vuol dire accompagnare questa transizione. Io aggiungo solo una cosa, due cose. La prima è che la fortuna è partito un grande progetto, anche grazie a Padova Capitale, del Fondo per l'Innovazione Sociale, che, come dire, è tutto legato a queste tematiche, e che il Centro Servizi Volontariato col Comune di Padova abbiamo vinto, e che insomma sarà lavoro per i prossimi anni, proprio nella logica che indicava Paolo. E quindi questa è un'opportunità, perché ci permette, molte delle persone che sono state anche questa sera sono partner di questo progetto, e quindi sarà un'occasione ancora per poter continuare a fare questa attività. La seconda cosa, in questo senso sarà molto importante anche far capire al mondo del volontariato che è finita pensare solo al piccolo orticello, che bisogna cominciare a fare un lavoro un po' più largo, più aperto, e quindi, come dire, se sei a disposizione della comunità, lo sei a tutto tondo, quindi non ti puoi limitare solo al pezzettino che in questo momento stai facendo. L'altro tema è, lo anticipo e lo collego sempre al tema delle transizioni, anche quello che diceva Luca Romano. Padova Capitale sta arrivando alla conclusione di una prima parte fondamentale, cioè quella dell'anno di Padova Capitale. Abbiamo capito tante cose, ma stiamo certamente lavorando, e in questa logica ci vedo proprio tutto quello che è uscito anche questa sera, a lasciare alla città e al territorio, ma che possa anche, come dire, essere utile anche per tutta la nostra regione, un luogo non solo di pensiero, ma anche di pensiero, che possa in qualche modo sostenere, promuovere operatività nuove, dove non solo del mondo del volontariato, perché abbiamo capito che solo mettendo insieme dei pezzi, di questi frammenti che spesso sono, come dire, ognuno per conto loro, che sono nei nostri territori, hanno bisogno di un contenitore. Ecco, su questo ci stiamo pensando.
devo dire che c'è anche una disponibilità anche delle istituzioni, ma credo che questo sarà il grande impegno di Padova Capitale per i prossimi mesi, quando chiuderemo le iniziative ufficiali, ma poi ci sarà tutta un'operatività, perché la transizione sarà terribile, ma sarà anche fondamentale per costruire il nuovo. E si fa solo se ci mettiamo insieme, come abbiamo fatto questa sera. Ci salutiamo e io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e ovviamente tutti coloro che si sono collegati con noi. La storia non finisce qui, ricomincia già da adesso un nuovo impegno. Non si tratterà sicuramente solo di mettere insieme i pezzi e di ricucire l'Italia, ma di ricucire l'impegno, mettendo insieme volontariato, impresa, mondo della ricerca, mondo dell'educazione, mondo della formazione, perché ognuno ha il suo spazio e il suo ruolo da giocare. Grazie a tutti ancora e buonasera. Grazie a voi per l'invito. Grazie a voi.